Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento delle parole del vino. Oggi parliamo di follatura e rimontaggio. Sono due pratiche di cantina molto importanti che tendono a migliorare la qualità del vino e a tenere sotto controllo il fenomeno della fermentazione. Iniziamo dalla follatura. La follatura, che può essere manuale o meccanica, consiste nell'abbassamento delle vinacce per reimmergerle nel mosto in fermentazione tumultuosa e spezzare la massa compatta del cappello che si raccoglie sulla superficie portata dalle bolle di anidride carbonica. Questo facilita la reazione del mosto e la moltiplicazione dei fermenti alcolici. In pratica si forma durante la fermentazione, grazie all'anidride carbonica, una massa compatta di vinacce che vanno in superficie del mosto, quindi in superficie del contenitore, e creano una forma di cappello proprio dura che deve essere poi dopo rotta mediante un getto di mosto che viene raccolto meccanicamente tramite delle pompe e rigettato violentemente sopra in modo da romperlo e favorire così la reazione del mosto e il rimescolamento. Questo processo si chiama rimontaggio, che poi vedremo successivamente. Quindi, per capire meglio la follatura, ho scelto un video da YouTube molto interessante. Con rimontaggio intendiamo la reintroduzione nel tino di fermentazione, come abbiamo detto prima, sopra le vinacce, della parte liquida del mosto mediante delle pompe o meccanicamente per rompere questo cappello, rimescolare le vinacce, scusate, all'interno del mosto, dargli aria e contenere l'aumento della temperatura del mosto, che può raggiungere anche 32-34 gradi se non controllata. In questo modo, dandogli aria e rompendo il cappello, la teniamo sotto controllo, anche con altri sistemi ovviamente, attorno ai 26 gradi centigradi. Capiremo meglio tutto il processo mediante quest'altro video. Siamo a esattamente 7 giorni dalla pigiatura, non so se si vede ma è venuto sul cappello qui. Si sente un odore di CO2 impressionante e anche un certo qual rumore all'interno, non so, adesso provo ad avvicinare il microfono. Siamo nel pieno della fermentazione, adesso occorre fare un rimontaggio, cioè pescare il liquido di sotto e poi rimetterlo sopra qui, in modo da bagnare bene il cappello qui sopra, raffreddare un po' il mosto perché non abbiamo le piastre refrigeranti e non vogliamo che superi i 25-26 gradi. Bene. Profumo meraviglioso. Purtroppo adesso non posso filmare mentre butto il liquido dentro, ma vedremo dopo. Ecco qui. Dopo il rimontaggio, sentite come rumori e tutto il CO2 che si sta liberando. Adesso il cappello è ben bagnato, il mosto ha perso 3 o 4 gradi
E questa operazione la ripetiamo 3 volte al giorno, ogni 8 ore più o meno. Domani sviniamo, siamo sui 10 babbo residuo, 12, 10-12, domani saremo intorno al 9-10, e quindi va bene svinare adesso. Vedremo domani. Il momento della svinatura. Abbiamo tolto il liquido, la frazione liquida, ecco come è scesa, ed è stata messa qui. Continuerà la fermentazione solo senza le bucce. Adesso queste bucce verranno passate nella pressa e per estrarre l'ultimo residuo di liquido. Eccoci qua, è stato montato la pressa e siamo arrivati alla fine. Esce ancora un po' di mosto, ma ormai siamo agli sgoccioli. Andiamo a vedere qua. È in fermentazione abbastanza intensa e siamo a, ho misurato prima qui, questa è l'attacca di 150, siamo sui 140 litri, più quello che c'è ancora là, arriveremo abbastanza vicini ai 150. Considerato i 15 litri d'acqua aggiunti, avremmo avuto un 135 litri, che è una resa molto elevata. Il 75% del peso erano 130 litri, quindi abbiamo avuto una resa del 78%. Non male per essere un'annata abbastanza asciutta. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo la prossima settimana sempre con le parole del vino. Buona giornata.